Una delle domande che mi vengono fatte più spesso è quella: Alessio, io sono in ansia, non riesco a uscire da quest'ansia, ecco perché sento questi sintomi nel mio corpo. Ho capito che il mio problema è psicosomatico e non so come uscirne. Ora, questo è un video molto importante che, nonostante tu abbia potuto fare 30.000 volte la stessa terapia o diverse terapie, ecco perché non sei arrivato o arrivata al punto di uscita, al punto di risoluzione del tuo problema o sintomo persistente. Che tu abbia dolore alla cervicale o dolore alla schiena, questo ti aiuterà a capire una volta per tutte cosa bisogna fare o pensare per uscire da questo ciclo. Chi sono io per dirti questo? Sono Alessio Veneziano, laureato in fisioterapia, aiuto persone che soffrono di dolori persistenti attraverso un approccio olistico e multidisciplinare, principalmente psicologico, al dolore persistente. In altro modo, ci sono delle tecniche che bisogna mettere in moto dal punto di vista mentale per uscire da problematiche fisiche. Il dolore psicosomatico non è causato dalla tua mente unicamente, è sentito nel tuo corpo, è sentito ed è vero nel tuo corpo, non è qualcosa che ti inventi, ma è qualcosa che può essere riprogrammato. Il dolore psicosomatico o il dolore nociplastico è un dolore programmato da un sistema nervoso che è andato in ipersensibilità. In questa lavagna vedrai che appunto ci sono le abitudini che creano dei sintomi. Tu queste abitudini potrebbero essere state lì da 30 anni, ok? Magari tu hai 40 anni, ok, in questo momento, e da più o meno dopo i 7 anni hai creato delle abitudini che sono state programmate anno dopo anno. Quindi un'abitudine di 30 anni su dei pensieri e credenze, oppure fatti come traumi o esperienze, hanno creato appunto dei sintomi. Questi sintomi non arrivano per caso, ma arrivano a causa di un accumulo di tensione emotiva, di un accumulo di tensione non solo emotiva, di tensioni anche fisiche. Quindi i sintomi cronici persistenti, ok, arrivano da accumulazione di tensioni emotive. Ora, non possiamo andare direttamente sui sintomi a modificarli direttamente come farebbe la medicina convenzionale con dei farmaci, perché sappiamo che non funziona. Noi dobbiamo andare a ritroso, dobbiamo arrivare a cambiare le nostre abitudini, i nostri pensieri, le nostre credenze e grazie ai nostri fatti capire che tutto questo procedimento, dalle abitudini ai sintomi, si può riprogrammare. Ora, ci sono differenti tecniche. Tu potresti aver fatto dell'ipnosi, potresti aver fatto semplicemente della terapia psicologica, magari attraverso appunto meditazioni o tracciamenti automatici, tapping, ci sono differenti tecniche. Non è importante la tecnica che usi per riprogrammare queste abitudini, è importante che tu capisca come funziona questo meccanismo, perché se hai capito come funziona questo meccanismo, eviti una marea di terapie che mirano soltanto ai sintomi, perché perderesti tanto tempo, tanti soldi e avresti una frustrazione enorme nel corpo che andrebbe unicamente a far salire i tuoi sintomi. Quindi per una volta, ascoltami, andiamo su questa parte di sinistra che è l'origine di tutto, ok? L'origine. A quel punto diremo, ok, i miei pensieri sono basati su una credenza, ok? Pensieri e credenza sono collegati. Quando tu sei stuck, sei in stallo, in ansia, è perché stai continuamente portando dei pensieri in superficie, ma sono pensieri, guarda caso,
limitanti e negativi. Quando noi abbiamo dei pensieri limitanti e negativi, ecco che le nostre abitudini si rinforzano, inizi a non uscire di più, inizi a autosabotarti, inizi ad avere poca autostima, inizi ad avere problematiche al lavoro e nelle relazioni, quindi anche economiche. Ecco che questo è un ciclo che non se ne esce più perché i sintomi reagiscono al nostro mondo interno. Ecco che qui possiamo dire, qui siamo io e qui c'è il corpo. Il corpo è un riflesso della mente o del tuo io, ok? Le credenze, sappiamo che queste sono probabilmente false. Perché sono false queste credenze? Perché la maggior parte delle persone ti ha detto che la tua problematica di cervicalgia o mal di schiena è data da una problematica fisica, cosa che in realtà sappiamo che più dell'80% delle problematiche persistenti non sono date da problematiche fisiche puramente. Quindi queste credenze bisogna rafforzarle con della psicoeducazione o della psiconeuroscienza, neuroscienza del dolore, perché nei miei video vedrai che la maggior parte appunto delle ernie o delle discopatie sono assolutamente asintomatiche. Quindi quando noi andiamo a parlare di sintomi, comunque la parte corporea, la maggior parte dei terapisti, ma anche dei medici, ti avrà detto che il tuo problema è la postura, che il tuo problema sono le ernie, le discopatie, che il tuo problema sono come sono allineate le tue anche. Ecco che lì tutta questa parte qui di destra è perfettamente in linea con la medicina convenzionale. La medicina convenzionale vuole che compri farmaci, vuole che aggiusti il tuo corpo, vuole che sei dipendente da quella parte di medicina. Noi invece siamo nell'altra parte, quella puramente appunto psicologica. Bada bene che qui non sto escludendo che ci siano delle problematiche puramente fisiche, ok, nella tua condizione. Qua non sto prendendo in causa i tumori o le malattie autoimmuni, ok? Sto prendendo problematiche di cervicalgia o mal di schiena, principalmente, oppure emicrania. Quindi quando andiamo sulle credenze, noi sappiamo che queste credenze sono errate, perché sappiamo che il nostro corpo è ok. E quindi com'è possibile che i nostri pensieri continuano a andare in superficie pensando che questa situazione in realtà è una situazione che non potrai più uscirne? È un pensiero errato anche questo. Quindi questa parte qui è totalmente fizione, perché non hai dei fatti che ti dicono che questi pensieri sono veri. Ecco che qui queste abitudini devono essere cambiate attraverso qualcosa. Non puoi fare le stesse cose che facevi ieri o oggi per uscire da da questo ciclo. Inizi quindi ad aumentare il movimento fisico e tu dirai, ma se io aumento il movimento fisico, aumentano i dolori, ma tu sai che la tua equazione, abitudini uguale sintomi, deve essere cambiata di qua, non può essere cambiata di qua, ok? Quindi questa parte qua non puoi pensare che non ci sia, che non esista. Ora, tu potresti aver fatto un bel po' di psicoterapia in questi anni e non aver risolto i tuoi sintomi. E tu penserai che sei rotto, sei rotta, sei tu il problema. No, il problema sono che le tue abitudini non sono cambiate. Per quanto è stata efficace la tua terapia psicologica, non ti ha fatto cambiare le abitudini, perché continui a non muoverti, continui a pensare che i tuoi pensieri non sono automatici, inconsci e non riesci a intercettarli. Questi pensieri possono essere inconsci, okay? Assolutamente. Le reazioni che hai corporee arrivano lì in automatico, come riflesso. Tu non puoi cambiare quel riflesso, ma tu puoi cambiare come reagisci a quel riflesso. Quindi quando quel sintomo arriva in superficie, tu sai come devi pensare, tu sai cosa devi fare. Ecco che lì arrivi tu con il tuo potere di dire io posso cambiare la mia reazione corporea. Non reagisci quindi con ansia e
e non accetti, quindi accetti il problema, non sei lì a dire mi sa che questa cosa non andrà mai via, no, tu dirai questa cosa è momentanea, questa cosa andrà via, la sto accettando, cosa sto imparando da questi sintomi? Cosa hai imparato da questi sintomi in questi 30 anni? Non puoi dirmi nulla perché in realtà attraverso questi percorsi, magari con noi o con qualcun altro, hai capito che queste cose sono arrivate da problematiche emotive, quindi problematiche emotive che sono state represse, quindi rabbia repressa, principalmente tristezza repressa, quindi questa parte qua è arrivata a un limite da un bel po' ed è andata a strabordare su dei sintomi corporei. Quindi tu hai imparato questo in questi anni, hai imparato che il tuo recipiente di emotività è arrivato al limite. Lo sai perché hai vissuto vari fatti, hai vissuto vari percorsi di vita. Non puoi eliminare i percorsi di vita, questi sono fatti, sono successi, non puoi eliminarli. Cosa possiamo fare? Possiamo andare a lavorare sui pensieri, sulle credenze, attraverso quindi meditazione, capendo che nel silenzio tu puoi accettare il sintomo, lo puoi accettare perché sai che non ti sta distruggendo. Una volta che tu lo stai accettando, non stai più reprimendo, perché guarda caso, quando un pensiero negativo affiora, magari a causa di un sintomo, quel penserai e dirai, mannaggia, ancora qua, ma perché non se ne va via? Ma cosa ho fatto di male? Ma avevo fatto tutto giusto? Perché proprio oggi? Perché proprio me? E questa va su. Questo recipiente andrà su. A questo punto tu invece dirai, io lo accetto, io so che questi pensieri, queste mie abitudini hanno creato dei sintomi. Se tu il centro, appunto, è la tua mente. A quel punto dicerai, ok, dirai, vado giù, voglio portarlo giù, come faccio? Esprimendo, uno accettando e poi esprimendo questa emozione. La puoi scrivere o la puoi pensare semplicemente. Quindi il potere delle abitudini creano dei sintomi. In altre parole, tu puoi modificare il tuo mondo interiore per modificare il tuo corpo, quindi la tua parte esteriore. Tu non sei il tuo corpo e tu non sei la tua mente, tu sei nel mezzo, tu sei consapevolezza. Ma se questa consapevolezza non viene allenata a essere sempre presente in tutte le dinamiche, tu non puoi modificare un sintomo e più andrai contro i sintomi e più li rinforzi. E la stessa cosa è al contrario, più rinforzi la tua consapevolezza, più accetterai questo procedimento, più i sintomi non andranno fuori, non arriveranno in superficie, o meglio, non si faranno vedere perché il loro unico scopo dei sintomi corporei persistenti è di proteggere il tuo corpo e l'hanno fatto per molti anni attraverso appunto questo recipiente che è arrivato al limite, è come una spia della macchina che si accende e ti dice qua c'è qualcosa da cambiare, i livelli dell'acqua, qualcosa. E se tu vai avanti con la spia accesa per molto tempo, i tuoi sintomi non fanno altro che salire e la tua macchina un giorno arriverà e si spezzerà, ma non si spezzerà fisicamente, si spezzerà con meno energia, con un breakdown di con qualsiasi altri sintomi, ok? Altri sintomi, non solo corporei, potrebbe anche sfociare in altre problematiche. Quindi tu non vuoi arrivare ad avere problematiche più gravi di quelle che hai. Quindi lavoriamo sul nostro mondo interiore per modificare il mondo esteriore. Nel prossimo video che ti metto qui a fianco ti farò capire praticamente come lavorare nel tuo mondo interiore attraverso una meditazione che ha avuto molto successo nel mio canale e ti darà una grande mano. Per adesso è tutto, scrivimi nei commenti se questo video ti è stato d'aiuto o se hai delle domande in particolare
e iscriviti nel canale per sapere quando escono i nuovi video, che più o meno ne esce uno ogni settimana. Per adesso è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!